Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Sportisili. Oggi la seconda giornata del campionato di Serie D, girone B di calcio 5 di Palermo ci offre questa importantissima sfida tra Palermo Futsal Club e Futsal Emiri. Le due squadre stanno per entrare in campo, c'è spazio per lui. Scarica però sul compagno che accarezza il pallone e scarica nuovamente sul 13 che sbaglia tutto. Poi Leto contro il portiere, Leto calcia! E la sblocca subito la formazione di Mister Gentile con il primo gol in rosanero di Alessio Leto che impiega solamente 35 secondi. In questo caso Arcilesi sta sistemando la barriera. Va alla Fiuda che guarda la porta, cerca la precisione, Arcilesi respinge, poi Vivarelli le finte, fa sul sinistro e calcia. Non trova la porta, trova per una deviazione. Risultato, seppure sia di vittoria al momento, non è forse molto largo. Intanto Cinafici! E qui ci vuole subito battere su quello che stavamo dicendo. 2-0 di Cinafici. Può puntare la porta, c'è il secondo palo per Catania, ancora l'alza Catania! E qui una giocata tanto da calcio a 11 piuttosto che da calcio a 5 per Francesco Catania. Nessuna colpa. Sarà quindi calcio di posizione con Cirafici che finalmente cerca la porta. È uno schema per Catania che allarga troppo il suo destro. Tocco sbagliato, Mazzone. Ecco il primo pallone che viene toccato, poi cerca la conclusione. Torregrossa e qui buca malamente Peppe Calì. Si lascia lì a Vitiello, centrale, Mazzone, allarga il gioco, Alario, può puntare, si appoggia su Vitiello, sul secondo, palla per Mazzone, che cerca un mix tra un tiro e un passaggio, palla che termina fuori. Iacona cerca il taglio, non riesce a passare, poi riparte verso la porta, Citarda! E poi sbaglia contro il portiere, non trova la porta, centralmente per Citarda, anche lui un tocco per Mazzone, che perde qualche tempo di gioco, poi rischia molto sulla pressione di Iacona. Vitiello cerca il secondo palo ed ecco Vincenzo Citarda, primo gol anche per lui in maglia rosanero. Sarà rimessa laterale lo schema, poi cerca la conclusione da fuori Iacona con Calì che va giù, poi scontro con Testa Grossa che ci trova in mezzo, Gioeli che la tocca, batte Calì e fa quindi il gol del 3-2. La riapre quindi la formazione ospite che trova questa imbucata perfetta da parte di Testa Grossa, dalle parti di Gioeli. Parelli che chiama calta lo schema, alza il pallone, Catania la accarezza, va sul sinistro, Catania! E non trova la porta, che rischia un po' perché Vivarelli, 1-2 per la Fiore, poi il tocco sfortunato ed è 4-1, autogol da parte di Lo Sciuto. Anzi 4-2, chiedo scusa. Quando Vivarelli conta i passi, ovviamente cerca la porta. Va Vivarelli invece uno schema, Catania, palla in mezzo per la Fiura. Sbaglia forse uno dei gol più facili della sua carriera, ma grande palla di Catania. Centrale, perfetto, Catania, palla di ritorno, la Fiura ancora! Ed eccolo, anche Vito La Fiura. Fa 5-2, palla geniale di Ciccio Catania. Eccoci Rafici sul sinistro, viene spinto vistosamente a Testa Grossa, ma si continua 3 contro 1 intanto, palla sul secondo palo che non viene data, poi Testa Grossa col sinistro e ancora Calì che risponde presente, ha avuto 46, salva con la punta, tanta potenza, poca precisione per il giovane rosanero. Poi palla in mezzo per Iacona, viene trovato perfettamente dal compagno e poi non sbaglia, fa 5-3. Citarda, salta l'uomo, Citarda cerca col sinistro i pali, non li trova, poi fatti 5 con Velardi che invece è il servizio d'ordine di oggi, ma con questa azione termina anche la partita, dunque finisce qui la seconda giornata del campionato di Serie D girone B tra Palermo Futsal Club e Futsal Emiri.